Tra le tante e molteplici iniziative organizzate dal Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, diretto dalla presidente Mariella Antinoro, coadiuvata dal suo staff, l'iniziativa che si è svolta ieri al Centro Sport Village, incontrata a Esachimento, dal tema "Lo sport, un mondo che unisce le differenze", che ha visto disputare un quadrangolare di calcetto con la partecipazione sia degli alunni e dei professori dell'Istituto Enrico Fermi di Aragona, diretto dalla dirigente scolastica Elisa Casalicchio, presente per l'occasione il delegato Service Lion per i giovani e lo sport, dottor Paolo Valenti. Oggi il Club Agrigento Valle dei Templi con la scuola Enrico Fermi realizzano un grande service, un service che ha un tema internazionale, lo sport, un mondo che unisce le differenze, perché lo sport aiuta la comunicazione, agevola lo scambio, la conoscenza e serve così ad eliminare quelle divergenze, la prevaricazione, ogni forma di discriminazione. Devo dire grazie per aver realizzato tanto il dirigente scolastico, la dottoressa Elisa Casalicchio, che ha mostrato tanta sensibilità verso questo tema. Ringrazio il dirigente per la grande collaborazione. Grazie ai ragazzi e grazie alla presenza del delegato distrettuale, del dottore Paolo Valenti, che ha fatto tanta strada per raggiungerci. Ancora una volta scendono in campo per il nostro club i giovani che sono al centro della nostra vita, delle famiglie, dei genitori, dei docenti, ma anche di noi Lions, che consideriamo cittadini della società. Sì, oggi è una giornata importante perché si è stata organizzata questa manifestazione e l'Enrico Fermi, come al solito, partecipa a queste iniziative che hanno una valenza culturale e umana molto importante. Dobbiamo ringraziare effettivamente i Lions di Agrigento perché ci hanno dato questa opportunità e hanno voluto organizzare con noi questo quadrangolare. Finalmente, tra l'altro, si parla di un linguaggio che è molto vicino ai ragazzi, che è il linguaggio sportivo. Lo sport unisce tutti quanti, anche i ragazzi stessi, e sicuramente è uno strumento, è un veicolo privilegiato per poter superare le differenze. E quindi oggi i ragazzi si sono cimentati insieme con i professori, una bellissima iniziativa e una bellissima giornata. È un service che stiamo facendo in tutta la Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare alcune tematiche fondamentali i giovani, tipo l'attenzione ai diversamente abili oppure l'attenzione anche agli extracomunitari che vivono qua con noi. La scuola ci sta dando un ottimo aiuto, perché già è la scuola che è fondamentale per l'integrazione di questi ragazzi. Bisogna partire dalla scuola. Perfetto, noi questo si va a abbinare, oltre all'attività fatta dai club, si va a abbinare anche a un convegno che faremo il 12 febbraio a Palermo e che coinvolgeremo tutte le associazioni sportive che si occupano di questa tematica. E poi il 5 aprile tutti i Lions siciliani assieme alle associazioni faremo una manifestazione sportiva a CUS Palermo.